Ecco, questo è un problema. È un problema vero questo, Cioè, nel senso perché che il veronese da Treviso, o quello da Chioggia, o altre insalate rosse che c'è adesso, dice Trevisana, passa per Trevisana, ma che non ha niente a che vedere con radice rosso del Treviso. Ma questo può essere anche per altri commercianti della parte Africa, scusa. Ma più che sia per i produttori, insomma, ecco, no, voglio dire, no, anche a Africa però. Perché se i fruttivendoli che va a comprare il radicio e dice mi compro quello di Verona, tanto se qua dal Veneto stesso, o compro quello dell'Usia o di Chioggia, è geroso e gli scrive un cartello alla rossa trevisana e gli fa passare per radicio Treviso che non va neanche, insomma, invece si adesso andare sui ristoranti e chiedere mi dà l'insalata del radicchio rosso di Treviso o trevisana, senza dubbio, e noi sarà il 2% che porta il vero radicchio di Treviso, al limite io mescola, che fa vedere qualche foglia mescolata, perché o il ristoratore magari se ne rende responsabile che è costoso, se no che tocca fare pagare troppi soldi dell'insalata, o il fruttivendolo, il commerciante che dice guarda ma non ti vale la pena di comprare quello là, compra questo che ti costa metà e ti può vendere lo stesso, qua che senza dubbio impalio anche i commercianti di questo. Ecco, ma voglio dire un'altra cosa, ma tutto questo sviluppo che si fa, appunto, propaganda, mostre, dopo se è in grado il radicchio di Treviso soddisfare le esigenze del mercato, punto di domanda, ecco, i produttori. No, questo bisogneria vedere. Io ho detto che adesso si produce praticamente come una volta o poco più. Sì. Detto io. Sì. Circa, non c'è tanto aumento. Non così tanto aumento, insomma. Mentre la pubblicità è spropositatamente aumentata in un certo senso. Secondo me, come tarato veniva prodotto molto di più una volta adesso viene meno ettari, però con cui viene meno più quintali, perché i gas specifici, puntualizzare le semine e tutto quanto, i gas perfezionati la qualità della semina e fa quintali lo stesso. Adesso rispondere che se è in grado di soddisfare la richiesta, questo è difficile dirlo. Secondo me non siamo in grado di soddisfare la richiesta se tutti quanti consumassero o sapessero di consumare il radicchio trevisano. Perché io sa che se mi devo prendere su delle persone a pagarle, dico poco, a 10.000 lire all'ora, dico una miseria, il radicchio deve venire a costare minimo dalle 6-7.000 lire al chilo alla produzione. Io si pensa che per commercializzare questo radicchio, che sia un altri minimo 2.000 lire farà, trasporti, cali pesi, provvisioni varie e via dicendo, non venderessimo al mercato all'ingrosso dalle 8, 9, 10.000 lire. Dunque se un fruttivendolo lo compra a 8, 9.000 lire, minimo lo deve vendere a 15, 14, mica lire più, lire meno. Ecco più. E ora io mi dica quando che sono un consumatore, vado dal fruttivendolo, va bene, una volta posso comprarlo, ma che altra volta dico mangio patate o mangio un'insalata e questa cosa. Questo è un problema, concludendo. Questo è. Comunque andrò a sentire cosa dice APOMT, come si chiama APOM? La OMT. OMT. O l'APO. All'APO, da chi si ricorda? Da Dal Bo? Certo Dal Bo. Sì. Dove sei? Qua? A Mogliano. A Mogliano. Sì. Mi tiro sopra che siamo come smettere. Ma se lo sono dei pieri, che sono certo dei pieri lo sono, ma diria che più che dei pieri c'ho proprio la casa non saprei dirgli proprio sinceramente. Se mi si vanno in bore, un attimo. ma io ho sempre sentito dire no, sempre, già 20 anni che sapevamo che sta questo incrocio fra la belga, delle piantine dal Belgio che vanno in bore che ha portato, e il nostro radicchio da taglio, che ha fatto questo incrocio che veniva fuori
diciamo il spadone di Treviso. Ma i sovvezzi, perché mi pare che la cooperativa Galinaro Sì, sia molto diversa sì. cosa dicevi? Da dove sentavi fuori? Prima ancora di 20 anni fa, cosa dicevi? L'hai mai detto? Lei ci è nato... No, Non mi ricordo, non mi ricordo. Vabbè, non importa. Diciamo che c'erano altri a casa dove che abitavo a 7 comuni là, 7 comuni, che noi altri facevamo radici 30 anni, 40 anni fa. Come ieri? Sì. Ancora prima c'ho un mino sopra dove c'ho da poter dire. I sovvezzi. Perché qua ho visto la prima mostra del 1900, il 20 dicembre. Studiare che sta letto dei libri con il professor Maffiolli, che ho contatti, che è morto, e là che si sta questo, diciamo, alla Villa Reali, che sto Vandenbore che aveva raccontati, che era, da qui che non so uno, da qui che posso dirmi, insomma. Chiudiamo perché questa appunto è una leggenda un po' da appurare, non c'era ancora dati certi, non c'è scritto in nessuna parte dove sia nato. Probabilmente era una pianta esistente chissà da quanto tempo. Cosa è rimasto Vandenbore appunto. Vabbè. Come organizzazione di vendita vostra, perché ho visto sempre sui giornali che questo radice veniva portato fuori a Milano, Bologna, Venezia. Sì, Altri come cooperativa vostra, diciamo che ieri organizzatori di questa vendita. Sì. Io ricordo sempre i Sovecci parlo, no? Sì. Non recente, adesso recente No. so che è organizzata anche recente. Cosa facevi? Come era organizzata la sua cooperativa vostra? Era 7 comuni? Sì, era... Stavi a 7 comuni ora? Sì, 7 comuni nuoti. Se non fa come si chiamavi ora? Ettore. Era vero come sia Ettore? Io, me la fa. Che era classe? Era classe del 901. 901. Come la signora Peppieri, qua come diceva. 901. La comincia io invece... da giovane, insomma, dal mio nonno, mi dopo ho preso... Io che hanno già un po' curiosità. Non vuoi sapere massa roba. Del 42. Sì. Siamo coetanei. Cosa voglio dire? Allora, prima da Ettore non vi era nessun galinaro che organizzava la vendita. Coltivava lei? Coltivava, sì. Era mio nonno che coltivava. Come si chiamava? Giacomo. E anche io coltivava lei? Sì, coltivava. Quindi era Giacomo coltivava alla fine del secolo scorso? Sì. Giacomo che anno sarà stato? È stato dell'80, del 70? Anche del 70, sì, perché mio padre è uno dei fratelli più giovani, dei 11 fratelli. Dove era 7 comuni? 7 comuni da Drio a Latteria, dentro Pastradea, prima della Latteria. Esatto, là. Sulla curva, a Casa Grande. Quella sua curva, la sua bassa era praticamente sulla curva... che a Casa Lunga là. No, momento. Mio nonno e mio papà veniva di fronte alla latteria a casa della Galinaro. Proprio di fronte alla latteria. Di fronte di qua era... Di qua, ecco, che adesso i gari ha rinnovato tutto, ma era prima che era una casa vecchia dei Galinaro. Dopo da là, diciamo mio nonno, e ora si venivo di qua. Con tutti i fratelli. Fitavoli o contadini proprietari? Fitavoli erano mesadri. E di chi era? Sì, dunque dobbiamo essere ricordati del professore, egli era un medico, un professore da Treviso, medici. No, perché ho sentito dire appunto che si era sviluppato tanto sto radice soprattutto su quelli che era Fitavoli. Perché i mezzadri invece non facevano... No, perché io dovevo dare massa una parte del parone e ora no, erano Fitavoli. Ecco. E appunto, capisco che questa cooperativa sarà fatta in che anno, suo papà, Ettore? La cooperativa mi pare che è sorta nel 37. Durante il fascismo, diciamo, prima della guerra. No. Aveva un nome suo? No, non sbaglio. Non l'avevo visto però anche prima della... Qualcosa sì, l'incentivava prima della guerra, perché era una parte del paese da via in guerra nel 45. Era di casa, Robert? Si faceva a casa qualcosa che si doveva iniziare. Si doveva a casa. E dopo sono qua da signoretti qua. Che seria? In via Baratta Vecchia. Dopo il passaggio di Veo qua, che adesso c'è la carrozzeria, ancora il no. Ma ora io appunto essendo del 42 un po' ricordarsi il periodo giustamente prima della guerra, ma cosa che dicevi suo papà, vendevi già allora
Mi interessava sapere se era diffuso a Milano, a Roma, in qualche parte, tu la dici. Non capito. Cioè, questo non credo mica, sa, perché penso che portarlo a Milano, che mai non ha quei camion, ancora da giovane montare con l'autista che andava, penso che iniziava dopo la guerra, nel 46, nel 47. L'inizio di esportare questo prodotto. E andavi col camion vostro? Col camion, Un vostro camion? Sì, no, all'inizio un trasportatore. E da chi portavi? Un certo Bet da Treviso, un vecchio trasportatore, sì. Un camion, così era un Fiat, un camion? Sì, un camion di 42, 20 scie, non so. E dove portavi? Cioè, portammo a Milano ai mercati a Ringrosso, Che era dove era il mercato vecchio, adesso non mi ricordo. E basta, solo Milano era la vostra? No, Milano e Roma. Anche a Roma, andavi Sì. sempre col camion? Sempre col camion. Sempre capisco mi sia questo periodo dopo la guerra, anni 50 Sì, diciamo. perché addirittura dopo portavamo anche quel Verdovin e quel Moro, lo dicevo, su sti mercati, che c'avevamo il cicorino, no? Dopo finio quel rosso, si faceva un periodo che se tu vai su quel Verdovin, da campo là, e quel rosso, sempre si faceva una miscela qua. Basta là, Sì, quello che andava da campo, dico. Si faceva una miscela col Verdovin e rosso e si metteva sui cassetti qui ancora trapeziodale, che si va con spago là, e si mandava a Milano. Ma sempre questo camion? Sempre col camion. Non treno, guardi, non operava il treno. Dopo il treno. Più tardi. Sì. Ecco, a Roma chi ero? Sempre al mercato Ringrosso, che era ancora tuttora là, che mi ricordo meglio. E che nome aveva questo Radicio Rosso? Come lo chiamavi a Roma e a Milano? Cosa che i commercianti locali là? A Trevisana. A Trevisana. Rossa Trevisana. No. Sì, rossa, anche perché in quel periodo là che era solo il nostro rosso. Quello di Chioggia e via dicendo, dopo no. Infatti ieri il padrone del mercato era Sì, ieri un padrone del mercato. Difatti dopo il radicio di Chioggia e di Verona, gattaia e gambe a quello di Treviso. Sì, ha fatto la concorrenza perché costava molto meno, noi era il procedimento dell'imbiancatura che era il nostro radicio. Ma era così tanto un radicio da poter coprire il mercato di Roma e di Milano? Ciao, perché era anche meno consumi una volta, sinceramente. E la richiesta che era, e andava, guarda che mi ricordo che un anno della neve, posso parlare attorno al 50, si sta a pagare il radicio ai produttori 1200-1300 lire il chilo. È una cifra spropositata. Ecco, io se renda conto. Era come 20.000 lire. Ecco, esatto. Un'annata, mi ricordo che avevo una nevicata verso tardi, verso marzo, l'ultimo radicio che gli era richiesto, che gli era rimasto, si sta a pagare a questo prezzo. E a Roma andava via? E a Roma andava via, gli era richiesto perché la quantità gli era quella che gli era, e altri verdure non ne era, giustamente, in quel periodo. All'epoca, quanti quintali commerciali circa negli anni 50 della radice? Quanti che non portavi via? Su una stagione? 1000, 2000? Sì, oltre 1000, circa sui 2000 quintali, dai 1500 ai 2000 quintali. E i contadini venivano a portarli a casa vostra? Sì. O andavi altri torlo su? No, io venivo a portarlo tutto noi. Allora non era andai a motorlo. Marco che non ha mercato di più, prezzo di mercato. Prezzo di mercato, dicevano. Ma fosse qualcosa di più, perché se tutti quanti andavano al mercato andava giù. Così portandolo qua che non altri portavano fuori, il mercato stava più su, insomma, ecco. Era un gioco. Perché... Ma quanti, su che zona venivi i produttori, da che zona eri? Ma diciamo che il grosso era Preganzolo e Dosson. Ah, sì? Sì, Samughe, perché Zero Blanco aveva ancora da svilupparsi. Ma che veniva da altri? Che venivano altri qua, era il Dosson e il Preganzolo, insomma. E Canissà, Sant'Angelo? E Canissà, Sant'Angelo, sì, era. Sì, qualcosa che... Quinto? No. Poca roba, si deve sviluppare dopo. Massimo Rivai, che tipo di medicina di queste seste? Come Cioè, devo parlare con altri a Biscaro che lo portava a Venezia, che avete seste? No, ecco, qui era dei corbi, dei crigue uso, no, si avevamo dei ceste trapeziodale, no, che in che materiale eri fatto? il legno, dopo le sigaria, sì, tutte tutte a stricchetti era fatte, no?
però ieri fa diciamo coniche, Ho capito, così e anche dai lati. ho capito. E dopo 5 c'era una con altra e dopo per intassare si metteva quei gai, capisci? In modo che lo sbalzo veniva fuori, si intassava molto bene. Passa il disegno di questa sesta più o meno. Dunque, anche qua da pellizzato. Facevi altri ordinavi? Ordinario, sì. Ma mi dicevi se sti qua da Dossonchi, che era un sester qua, si asseste proprio a... Sì, qua ai grassi. Come si chiamavi? Però nessuno si vuol dirmi il nome. Porca miseria. Anche a vedere se vede qualche discendente di Romano. Se qualcuno non soffiava là che io sappia. No, non vedo nessuno. Non vedo nessuno perché ha fabbricato tutto nuovo, se dove vede... Subito attacca la Baglia, la trattoria Baglia, sì. E su che stradina là, l'abitava là, ma non vedo nessuno che Era i fiori, qualche parte. non so, perché c'ho... E non si ricorda come si chiamava? non mi ricordo adesso. Tutti Tutti che chiamavano il Sester, però il vero cognome sinceramente no. Ah, ecco. Questione della qualità, dopo la sono via, perché tutti quanti allo sono dicono no, fai lei c'è un buon, altro che zero, no, altri che non lei c'è buon, zero è acqua, è vero o non è vero? No, non è vero. Io che lì sto su. Dicevo che forse ad Ossong avevamo un attimo una sostanza maggiore, nel senso che magari concima un po' meno e viene più piccolo e sembreria insomma meno forzato, no? Però non è niente vero, Zero Branco io oggi fa del bel radicio, che non si è forzato neanche solo che io semina molto più rado, così viene diciamo più uniforme, viene una pesatura più omogenea e come qualità non abbiamo niente da invidiare, insomma. Lui dice che viene trattata sul campo, viene trattata qui in su, viene trattata sul... Ma diciamo che questi... E lo cava praticamente in novembre e subito è pronto fino in marzo praticamente senza... Ecco, questo Sono qua, trattamenti. gli Rodrigo Venier che poi i trattamenti, questi qua dei semplici fungicidi preventivi, C'è ben latte, cosa vuoi? sì, del latte, ma diversi fungicidi, insomma, che io fa perché il resiste un attimo più a lungo, perché una volta non era questa la necessità, perché gli era abituai che il radicio io cavava man man che gli serviva. Io a gennaio cavava radicio, a febbraio cavava radicio, a marzo radicio. Però risulta questo, che quando che il radicio viene cavato, che c'è qua troppo freddo e resta proprio minimo, va perso un 50% forse anche di più, allora c'è quella perdita di peso, effettivamente. Se avessero altri o che avevamo prima, che ancora quando c'è più uniforme, e che lo conserviamo in un modo giusto, abbastanza, che non si rovini dal gelo del tempo, no, viene in massa e fatto dei righe singole, buttare sempre coperto della terra, sulle radici, in modo che perché deve lavorare sulle radici, perché lui deve lavorare continuamente, deve tenersi sempre in vita, perché se la pianta muore allora casca il palco, non c'è più deve tenersi in vita e ora immazzare su queste file, coperto sempre di terra, io mantengo vivo tutte le radici. E sulle foglie non mette niente? No, sulle foglie che c'è un tunnel di nylon per ripararlo, sì, però alzare da terra che passa aria. E in più gli butta questo piccolo ben latte, questo trattamento. Ma questo io fa prima da cavallo, poco prima da cavallo, no, dopo si massa non butta più niente. Perché l'idea è sa da grande perché mette urea sull'acqua. No, questa urea è un azoto nitrico, esatto, solo per farlo sviluppare. Sull'acqua. Solo che qui che mette questa roba qua non è tanto corretto, non è neanche igienico, non è... Sì, esatto. Adesso i fa dei controlli che... No, sinceramente poi da Zero Branco li fa grossi, diciamo l'80%, perché io semina diversamente. Io semina a fila da 60
io assa da una pianta all'altra a 30 cm. Già sulla semina? Già sulla semina? No, Quello- sulla semina. Lo tirava dopo? Sì, lo Ma tirava la dopo. macchina, dai, perché ieri io parlavo uno che ha una macchina fatta da io, Sì, moino qua, ma dopo che c'è anche un altro che ha tolto un certo cifra dei... sempre dove sono. Dire che non è tutto perché No, diciamo che adesso riesce con 300-400 grammi seminare un ettaro perché va via proprio il seme, ma ancora però dobbiamo anche io tirare, comunque dopo, sì. Vabbè, secondo io il segreto di quei zero è la semina Sì, c'è l'investimento che... e anche il tipo di seme probabilmente, il da selezionato. Anche il seme che lo seleziona bene. Comunque, più che sia se per il discorso, e dopo giustamente, per esempio qua siamo su una zona che pochi può dare acqua. Non cos'era l'irrigazione, mentre che a Zero Branco tutti quanti hanno l'irrigazione. Queste famose pompe sotterranee. Sì, gli ha fatto spontanee da sotto. Sarebbe pompe stabili abbastanza che pompe a 200 che passa a metri sulla falda, sarebbe acqua pregiata, È acqua pregiata. più che da cadere. Sono d'accordo, però... Come le falde più basse, più alte. Ma diciamo che in cerca di fare quella falda là perché ora, oltre di utilizzare la fontana per irrigazione, la utilizza anche per l'imbianchimento dopo alla stessa fontana, capito? E siccome che per l'imbianchimento che vuole una temperatura dell'acqua, era più fonda che è più calda, e ora giustamente gli fa per utilizzare il periodo, se no io gli facessi più fontane, Questo siamo di vai. Chi deve andare adesso a trovare? Vedo qua che il vincitore è Franco Milan, Sante Milan, è uno dei grossi. Da chi? Dopo Favarone e Vettore. Favarone e Vettore, così. Favarone e Vettore. Li trovo a zero, dove che zone trovo più o meno? Li trovo tutti quanti là più o meno adesso. Su che zona? Sulla Noalese. Secondo io adesso, quanto mi fa, te vedi delle cifre, 50.000 quintali, 40.000 quintali all'anno, secondo io quanti quintali ne era prodotto realmente il radice rosso qua? Secondo me viene prodotto dai 30 ai 40.000. Più o meno come una volta era? Poco di più? Poco di più. Cioè, tutte le mostre che viene fatto, eseguiti o non eseguiti? Tutti questi Più eseguiti. le scene che a volte te vedi chi ha fatto il galà come no, eseguiti sì, perché incentiva molto il radicchio da consumare. Solo che il problema è che adesso il radicchio è troppo un materiale costoso da consumare normalmente sulle famiglie, capisci? Ma guarda via, stesso o no? No, va via, non si può. L'altro continua sempre il vostro commercio? Sì, come no. Adesso che direttiva ha il vostro trasporto, diciamo, più o meno dove va? Beh, ma diciamo, su tutti i mercati, cominciamo da Venezia, da Padova, da Verona, da Brescia, da Milano, da Torino, da Genova, Bologna, Firenze, Roma. Praticamente come una volta? Sì. All'estero no? All'estero va qualcosa meno. Ed è in ferrovia o il treno? No, ma va via per camion. Per camion. Va via per camion misti, mentre sulle procentuali. Ma il problema è quello di questo Reggio, che è massa costoso perché ora? Appunto per tutta questa pubblicità o cosa? No, perché è costoso, perché è adesso giusto a produrlo è costoso. E l'ammassai andare a spendere 6, 7, 8, 10 mila lire al chilo di un chilo di radici che dopo resta con 600 grammi o 500 perché c'è anche la radice, capisci? Se dopo viene fatto ai ferri, viene fatto che vuole anche abbastanza, ma comunque va via tutto, insomma. Va via, insomma. E ora sarebbe giusto fare questo doc che adesso si dice, fare una roba giusta oppure... Ma sicuramente perché per esempio... Oppure poter fare il doc dopo si pratica ora... No, il problema è questo, vedo il doc...